Bentornati su un appuntamento con le previsioni meteo. Godiamo di giornate stabili, soleggiate ma piuttosto fredde, soprattutto all'alba, mentre durante il giorno, soprattutto sulla Val Padana, al di sopra di 10 gradi andremo nel corso dei prossimi giorni, altrove invece tra i 10 e i 15 gradi, con picchi anche di 16 gradi sulle regioni del sud e sulla Sardegna. Come potete notare da questa immagine vediamo attualmente com'è la situazione: il freddo artico maggiormente ovviamente orientato sugli stati orientali dell'Europa, mentre un'anomalia termica positiva continua a stazionare sull'Europa occidentale. L'Italia in generale sarà un clima nel complesso in meglio quel periodo, ma potete vedere come il gran freddo si instaura soprattutto su Istanbul, sulla Turchia settentrionale in modo particolare, portando forti nevicate su quella zona. E come potete vedere, come si prospetta tra il 24 e il 1° di marzo, avremo una discesa di correnti umide atlantiche più frequenti, quindi il rischio di più perturbazioni che giungeranno sul nord Italia in modo particolare a partire da ovest, e questo movimento delle correnti atlantiche potrebbe tornare a influenzare l'Italia, soprattutto le regioni tirreniche. L'evoluzione che stiamo vivendo attualmente, come potete notare, risente di aria artica sugli stati orientali, mentre sull'Italia risentiremo per la discesa di una piccola goccia umida verso la Spagna, di qualche goccia di pioggia soprattutto sulla Alta Toscana e sulla Liguria. Poi il resto dell'Italia sentirà di un aumento della nuvolosità e ovviamente anche soprattutto una giornata di domenica assisteremo a più nubi soprattutto sulle regioni tirreniche ma anche del nord, quindi umidità in risalita e temperature in risalita per un'estensione dell'anticiclone che provocherà quindi delle termiche più positive soprattutto in quota e non solo in pianura, mentre si attenua quella che è una piccola perturbazione sul Nord Africa. E le forti nevicate proseguiranno anche nei giorni successivi, ancora sugli stati orientali, sul Mar Nero, sulla Turchia, e come potete vedere possibile discesa di una goccia molto umida potrà interessare le regioni tirreniche sempre in modo particolare, facendo riferimento soprattutto anche alla Liguria orientale, alla Toscana, e con l'Italia che risentirà di condizioni meteo comunque sempre anche qui umide e spesso contraddistinte da cieli parzialmente nuvolosi, come potete vedere dalla grafica. Possibilità solo in queste zone il rischio di qualche pioggia, quindi anche parte dell'Emilia Romagna e dell'Abruzzo. Potrebbe accadere una svolta per quanto riguarda la giornata di martedì, quando queste correnti umide atlantiche scenderanno in modo più preciso diretto verso l'Europa centro-occidentale, colpendo soprattutto la Spagna nella giornata di martedì, per portare poi a una fase più instabile in arrivo anche sui settori del nord Italia proprio nella giornata di mercoledì. E come potete vedere risentiremo di un vortice in formazione sul Mar Ligure che potrà dar luogo quindi ad forte maltempo sui settori del nord, in modo particolare su quelli del nord-est, attualmente sull'Emilia Romagna e sulla Toscana, questi settori più colpiti attualmente. È più probabile che sarà la giornata di mercoledì la più instabile secondo i modelli, con accumuli anche oltre i 40 mm nelle aree in arancione. E questa è la situazione, queste le zone più colpite, e ovviamente ne riparleremo nel corso dei prossimi aggiornamenti, vista la distanza temporale ancora elevata. Vi ricordo come sempre di consultare i prossimi contenuti.